Ringrazio molto Giuliano Segre, che mi pare abbia portato molti spunti alla nostra discussione, e spero che cerchiamo di riservare un po' di tempo anche a un dibattito fra un intervento e l'altro. A questo punto darei la parola a Gianfranco Bettin, presidente della municipalità di Marghera, che ci viene a parlare di Marghera oltre il giardino, 100 anni di storia urbana. È anche lo sceneggiatore, apro una parentesi, ma è anche lo sceneggiatore del film che vedremo il 24, ha quindi in qualche modo una doppia veste, un doppio cappello, anche se di quello parleremo la volta prossima. Anche triplo magari. Triplo, quadruplo, certo. No, intanto vi ringrazio molto sia dell'invito, ma anche di più di questo convegno, che attira l'attenzione su una questione, su un episodio, diciamo, della vicenda millenaria di Venezia, che ha un suo significato, che è utile riscoprire, sia perché è anche molto interessante da un punto di vista storiografico. La bella mostra che c'è qui ci evidenzia come la questione in realtà venga anche da prima del centenario, diciamo, no? E però può darci anche delle indicazioni, lo diceva anche Giuliano Segre adesso, per il presente, per la prospettiva, no? Intanto si tratta appunto di un episodio che avviene in un momento particolare della vicenda appunto millenaria di Venezia. È uno degli episodi che ne rivelano la ritrovata capacità di aprirsi, no? Di ritrovare la propria natura di città anfibia, non solo acquatica, di avere la capacità, come quell'immagine famosa del leone, di avere le zampe in acqua e in terra, perché se c'è una cosa che ci trasmette la sapienza millenaria di Venezia è che una città che sta sull'acqua non può chiudersi sull'acqua, ha bisogno minimo degli approvvigionamenti, ha bisogno di espandersi continuamente e ha bisogno, dentro questa espansione, di conservare un'intelligenza, una razionalità, una capacità di governo dell'insieme a cui è tributaria per poter vivere, crescere, tanto più se diventa una capitale. La capitale di un impero da un lato, ma la capitale di un territorio specifico. E questo è un territorio anfibio, perché di questo ha bisogno una città come Venezia. Questa capacità in un certo modo finisce con la fine della Repubblica. La dominazione, la prima austriaca, la seconda breve ma incisiva, napoleonica, francese, insomma, e poi la lunga vicenda della successiva dominazione austriaca, e anche i primi anni dopo il 66 dell'annessione, dell'ingresso nel Regno d'Italia, sacrificano questa capacità, vedono Venezia piuttosto chiusa in se stessa, nei propri confini d'acqua, con una minore capacità di apertura al mondo. È la fine del secolo 800 che appunto riguadagna Venezia con la nascita di una nuova classe dirigente, anche interna al Regno d'Italia, ma ben consapevole della natura della città che amministra, la capacità di guardare oltre l'acqua, no? E soprattutto nel lungo mandato del sindaco Grimani, che è affiancato da figure preeminenti nel campo economico, finanziario e industriale, i Gaggia, i Cini, i Volpi, notori, ma non solo loro come figure più evidenti, più storicamente rilevanti, ma come punta evidente di un tessuto imprenditoriale, un tessuto economico, finanziario, che in Venezia aveva ritrovato la capacità di far politica, di contare, di attrarre investimenti. La Jungans arriva, la Breda arriva anche, no? Cellula del trasferimento successivo dell'Arsenale, no? Di un decentramento, ma è un decentramento necessario. La Giudecca o Murano, per altro verso, non bastano a contenere la volontà di crescita anche industriale della città, cioè la volontà di entrare nel business del nuovo secolo, cioè di entrare nella nuova civiltà industriale. Non pensarsi semplicemente come un reperto del passato, ma di
entrare dentro anche le nuove forme industriali, l'industria culturale, l'industria del turismo, sia quello d'arte, diciamo effetto di massa del Grand Tour, no? Ma anche il turismo balneare, per esempio, no? E poi però anche la volontà di essere una città pienamente moderna e quindi la sfida dell'industria, di raccogliere la sfida dell'industria. E dove lo fa? Non lo può fare qua, no? Ovviamente. Lo colloca al di là dell'acqua, ma lo colloca in se stessa perché ritrova un pezzo della propria storia. La storia di una repubblica che non può più darsi in quella forma, ma che nella forma dei confini amministrativi possibili, nella nuova dimensione istituzionale possibile, sente che non può rinchiudersi, non può essere una città d'acqua e basta, deve tornare pienamente città anfibia. E questo lo fa con una connessione molto stretta tra l'iniziativa d'impresa, se vogliamo chiamarla l'iniziativa privata, e l'iniziativa pubblica. Questa connessione massimizza la capacità di intervento, solo di attrarre investimenti, perché c'è la garanzia di una forte coesione politica e imprenditoriale in città, ma anche di poter allargare il proprio ambito territoriale su cui esprimere capacità di governo. Nasce l'idea della Grande Venezia, nasce l'idea di Porto Marghera. Dentro questa vicenda c'è anche la vicenda specifica della città giardino. È un episodio piccolo, lo diceva Giuliano Segre prima, è un episodio significativo perché rivela la volontà di governare una transizione, la transizione alla città industriale, di non lasciarla accadere o peggio di subirla, neanche di esserne tagliati fuori per la natura della città d'acqua, diciamo, no? Ma di viverla fino in fondo da protagonisti. È questo che fa dell'episodio Porto Marghera un episodio cruciale della vicenda millenaria di Venezia. Altrimenti sarebbe un episodio esterno, no? Ma l'altra particolarità, forse la particolarità rispetto alla storia di Venezia e di Porto Marghera, è che nasce da teste veneziane, da interessi veneziani. Non è qualcosa che cala qua, no? Il film citato prima, no? Che si intitola Il pianeta in mare, cita un verso di una vecchia canzone, una work song di Alberto D'Amico, no? Tanto tempo fa, pensa se cascava un pianeta in mare tutto in fogano. Ma non è che D'Amico, che è appunto un veneziano, che lui, Doc, Giudecchino, eccetera, pensasse che sono arrivati i marziani, no? Sapeva benissimo che quella cosa lì è stata pensata qui, solo che anche se la pensi tu, in casa tua, l'idea della civiltà industriale trasforma il luogo in un altro luogo, no? A Venezia questo non accade qui, accade un po' più in là, con una doppia pretesa, se vogliamo, o ambizione o illusione. Primo, di dotarsi di un'industria all'altezza del nuovo secolo. Industria potente, che industria? Insomma, lì si mette insieme la cantieristica, si mette insieme la metalmeccanica e poco dopo la chimica, cioè 3 cruciali settori dell'industria, in una roba che alla fine è più grande di 2000 ettari, cioè una cosa che è più grande della città medesima. Quindi non stiamo parlando di un episodio magari interessante, significativo, ma circoscritto. Stiamo pensando che 100 anni fa un pianeta se casca in mare tutto infogato, cioè una cosa grossa che cambia il territorio. Era campagna, nulla di più patetico oggi di chi pensa a ciò che c'è oltre il ponte come campagna, perché è esattamente la negazione, no? È l'altro mondo, insomma, no? Che però avviene qua, e avviene per iniziativa della città medesima, delle sue teste pensanti, di quelli che guardano di là. Ripeto, da un lato con l'ambizione di governare questo salto d'epoca e questa nuova dimensione, tenendola però nei propri confini, nell'ambito del proprio governo. Dall'altra, ovviamente, con un difetto di miopia, qui l'illusione, no?
di pensare che le conseguenze, che l'impatto di una cosa del genere bastasse metterlo un paio di chilometri di specchio d'acqua più in là per esserne al riparo, no? Cioè, altro che l'idea che una farfalla batte le ali a Pechino e crea un casino a San Francisco, no? Cioè, l'idea dell'interdipendenza, delle connessioni tra gli ecosistemi, delle onde gravitazionali che arrivano anche a distanza per effetto dei processi fisico-chimici messi in atto, ovviamente non poteva essere nelle teste di allora, no? Anche se magari un po' di prudenza maggiore avrebbe aiutato a non creare le conseguenze peggiori che poi ci sono state, che un secolo di storia anche drammatica ci consegna. Però al fondo c'era l'ambizione di governare questo processo, e anche l'episodio Città Giardino nasce all'interno, cioè c'era la consapevolezza, c'era sicuramente in Emmer, c'era probabilmente anche in una parte almeno della classe politica, certamente nel sindaco Grimani, che è quello che accompagna. Grimani finisce il suo lungo mandato nel 19, proprio quando si licenzia il piano e si comincia a passare operativamente, ma è un po' un lascito che c'è. L'idea cioè di costruire anche la città nello stesso modo in cui si concepisce, si progetta, si pianifica la parte industriale e portuale. E questa idea di un governo illuminato, diciamo, che è veramente un'eredità della lunga tradizione veneziana e che pesca anche in giro per il mondo. Il modello anglosassone a cui si rifà la città giardino, no? È anche indice di una curiosità intellettuale che non è solo di Emmer, è di una città intera che comincia o riprende a guardare in giro per il mondo i modelli a cui attingere. Questo vale anche per lo stesso idea del porto e dell'industria, no? Il modello di Antivari che viene osservato, viene studiato, no? Tutta la discussione sulla migliore localizzazione della nuova zona portuale industriale che accompagna tutta la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, per poi approdare ai Botteghini, no? Con questa idea che ce lo teniamo in casa, tanto più che integriamo quei territori sotto la competenza amministrativa di Venezia, e però teniamo più lontane le conseguenze peggiori. Questo era un elemento di illusione naturalmente, però esprimeva questa volontà, e dentro anche costruiamo la città moderna, e la costruiamo a misura umana, diciamo, no? Il verde, i viali, le cose che si vedono sopravvivere nel cuore della città attuale. Certo, è un progetto che ha una caratteristica: ha bisogno di una forte iniziativa, presenza pubblica, e di una forte spinta anche economica pubblica. È quello che viene meno, per cui il piano abortisce già sul finire degli anni '20 sostanzialmente. Viene realizzata la prima parte, di cui c'è un'evidente presenza tuttora, ma subito dopo si abbandona questa capacità di governo e questa volontà di investire. Siamo in età fascista già ormai, non c'è un sindaco, non c'è una classe dirigente veneziana, c'è un podestà, come è noto, c'è un diktat. Porto Marghera, zona industriale, viene asservita a una politica sostanzialmente nazionale. La città viene da questo punto di vista espropriata dell'autogoverno, anche del più radicale atto di innovazione che ha compiuto da secoli a quella parte, no? Cioè l'ingresso nella dimensione industriale, e anche la questione urbanistica viene risolta diversamente. Si creano, lo ricordava Giuliano Segre prima, i villaggi ghetto. Sono villaggi ghetto, non sono i villaggi, sono pezzi di company town alla Valdagno o a cose di questo tipo, tantomeno Ivrea e compagnia, no? Sono villaggi ghetto in cui dichiaratamente si confinano o gli oppositori politici o gli asociali, come venivano definiti, no? Tra l'altro con tipologie diverse nei tre villaggi. Caimigliani è da questo punto di vista il mix più radicale, perché vengono, così è scritto negli atti, raccolti lì gli antisociali e gli oppositori politici e i sovversivi. Il mix che vi potete immaginare che ne esce è fantastico dal mio punto di vista, lo dico da originario esattamente di quel punto della nostra città. Però già Cabrentelle e Cassabioni sono un'altra cosa, altri villaggi concepiti in modo simile ma con una diversa tipologia.
un po' dopo. A un certo punto quindi tu hai la zona centrale, che è il pezzo di Città Giardino effettivamente realizzato, e questi villaggi. All'inizio degli anni 30 questa è la situazione. Dopo la seconda guerra mondiale la crescita è un pezzo della crescita disordinata, dello sprawl di Mestre, è un pezzo della conurbazione. Si perde quella volontà di governo e di visione, insomma, di città da costruire con una idea in testa, no? E, come dire, si perde il controllo, e in un certo modo anche Venezia stessa perde il controllo di ciò che le succede. E quello che doveva essere un percorso di crescita e di ingresso nella civiltà industriale governato, no, illuminato se vogliamo, diventa semplicemente un lasciar accadere le cose. E fino al piano regolatore del 62, che sancisce sostanzialmente che la città va bene come è cresciuta e andrà bene come crescerà in base all'iniziativa singola non governata, compreso il famigerato articolo che riguarda il piano industriale, in cui si sancisce che lì troveranno posto, secondo la notoria definizione, sostanze velenose che fanno male alla salute umana, all'acqua, all'aria, è scritto così testualmente, no? E proprio per dire: noi subiamo, non governiamo più. Ecco, se c'è un'idea, e concludo, che tutta questa vicenda, l'episodio Città Giardino, in generale la vicenda Porto Marghera nel rapporto con l'evoluzione e la dinamica anche istituzionale del comune di Venezia, con la sua capacità di pensarsi nel nuovo secolo, ci trasmette è che il secolo che è da capo un altro e da capo nuovo dovrebbe riproporci la necessità di avere un governo capace di puntare alla qualità urbana, non lasciare accadere le cose, esprimere un progetto, esprimere capacità di autogoverno, non lasciarsi occupare da nessun marziano o pianeta che precipitasse qua, che oggi si chiamerebbe non più magari Porto Marghera, un'industria moderna, ma qualcos'altro, comunque sottratto all'autodeterminazione della città. Quindi è un episodio che ha trovato un interesse, come dire, rinverdito dall'ingresso attraverso la Gazzetta Ufficiale nelle zone di interesse pubblico, no, ma dovrebbe essere di interesse attuale, proprio per recuperarne la lezione e utilizzarla oggi guardando avanti, per non essere da capo messi ai margini, non nella localizzazione dell'esperienza che stiamo chiamati a vivere, ma essere proprio messi ai margini dai processi decisionali, che proprio l'importanza di questa città mette a confronto con forze e soggetti che a volte fanno pensare che non Marghera, non qualche altra frazione, ma la città tutta sia fuori dalla possibilità di decidere di se stessa.